Angeli, ora Eusepi. In qualche modo De Michele recupera la sfera, parte ancora De Michele, c'è Severini libero, De Michele fa tutto da solo, il mancino di De Michele, palla che finisce fuori, prima occasionissima dopo 6 minuti per l'Italia. Epi prova a recuperare un pallone, lì c'è un cambio di gioco, Tortosa non riesce ad agganciare De Michele, punta la porta De Michele, salta via un altro avversario con il mancino, palla che sfiora nuovamente il palo. Di prima il servizio impreciso, Resti riesce a far ripartire l'azione per l'Italia, De Michele fronte destro, attacca, accarezza il pallone con la sinistro, poi doppio passo e con il destro, sigla un gol pazzesco, De Michele 1-0 all'Italia. C'è veramente una tempesta qui a Sport City. Severini, rincorsa lunga per il capitano, va con il destro in porta, pallone che viene deviato e poi va a finire dentro, incredibile, all'Italia in vantaggio 3-2, è stato nuovamente De Michele